Bentrovati, oggi parliamo del fenomeno del randagismo di cani, gatti e delle attività della LAV e dell'ASP di Catania per arginare il fenomeno. Vi presento subito i nostri ospiti. Abbiamo in studio Alessandra Ferrari, responsabile dell'area animali familiari della LAV, che è impegnata in questo, proprio in questi giorni a Catania, ma si sposteranno poi in diverse altre zone della città e soprattutto in altre città. E abbiamo in collegamento il dottor Michelangelo Privitera, direttore dell'unità operativa complessa di igiene urbana e veterinaria dell'ASP di Catania. Buon pomeriggio. Grazie per aver accolto il nostro invito. Dottoressa Ferrari, siete in questo momento a Librino, il quartiere di Catania, per una serie di attività per le famiglie che non possono permettersi di microchippare, di sterilizzare i propri animali. Perché è così importante fare queste attività? Sì, esatto, siamo proprio a Librino da oggi pomeriggio fino a giovedì sera con un vero e proprio ospedale veterinario da campo, grazie al quale sterilizzeremo gatti di famiglie in condizioni di difficoltà e grazie anche alla collaborazione con l'ASP veterinaria microchipperemo i cani. È un'azione per noi molto importante perché non solo va a supportare queste famiglie e quindi a favorire la convivenza con gli animali familiari, ma è anche un'azione diretta di prevenzione del randagismo, perché parliamo di animali che, muovendosi tra le mura domestiche e l'esterno, accoppiandosi fuori casa, danno poi luce a tante cucciolate che vengono spesso abbandonate, che vanno incontro a morte per strada, malattie o a incrementare il numero di randagi sul territorio. Quindi diciamo un'azione con un obiettivo duplice. Vogliamo ricordare anche gli altri posti dove andrete. Andrete a Ribera, ad Agrigento il 15 giugno, esatto. E poi anche a Sciacca, sempre ad Agrigento. Un'attività che la LAV periodicamente svolge anche in altre città, quindi sarete, immagino, in Sicilia anche in altri momenti, a parte questo. E in estate, appunto, il fenomeno del randagismo può aumentare perché sono tantissime le persone, purtroppo, che dopo aver accudito un cane magari tutto l'inverno devono partire in vacanza e abbandonano questi animali per strada. Dottor Privitera, qual è l'impegno dell'ASP nel nostro territorio? Sì, l'impegno dell'ASP nel territorio è abbastanza pressante. L'azienda ASP di Catania è presente con una unità operativa complessa che svolge proprio questa attività di igiene urbana veterinaria e prevenzione del randagismo. Presso la città di Catania specificatamente è presente un ambulatorio che svolge l'attività di pronto soccorso e di identificazione degli animali da compagnia e sterilizzazione degli animali randaggi 5 giorni alla settimana, e l'attività di pronto soccorso viene svolta anche durante turni di pronta disponibilità notturni e anche sabato e domenica. In questo momento si sta cercando di trasformare l'ambulatorio in una struttura un po' più organizzata, ovvero sia un day surgery e day hospital, in cui cercheremo di garantire ai randaggi lo stesso intervento di qualità che viene effettuato per gli animali di proprietà, ovvero sia l'animale dopo l'intervento di sterilizzazione non verrà subito restituito o all'associazione o al rifugio che si è occupato di portarla presso i nostri ambulatori, ma verrà tenuto in una sala degenza risveglio dove verranno proprio effettuate le prime verifiche, sarà costantemente monitorato e poi successivamente al risveglio completo sarà riconsegnato agli operatori che dovranno occuparsi della sua detenzione o prima della reimmissione o prima della azione. Grazie dottore Privitera. Dottoressa Ferrari, stiamo vedendo già le attività della LAV che è impegnata, come stavamo dicendo, nel territorio proprio per aiutare, in questo caso la LAV per aiutare le famiglie più bisognose, insomma quelle che hanno bisogno di un sostegno un po' più particolare. Ecco, la LAV collabora con le varie ASP. Certo, assolutamente sì, anzi
ogni volta che pianifichiamo un'azione di questo tipo il nostro primo interlocutore è l'ASP e il comune del luogo dove vogliamo intraprendere un'azione, perché soltanto attraverso la sinergia e l'unione delle forze con gli enti preposti e le istituzioni che si possono ottenere dei risultati duraturi nel tempo. Diversamente si rischia di fare un'azione limitata magari a quelle giornate che sì, porta sicuramente un risultato, però non porta un reale cambiamento. Invece, come giustamente diceva il dottor Privitera, si tratta anche di servizi che devono essere al servizio della cittadinanza sempre, per far sì che il cittadino possa avere un punto di riferimento per l'accudimento dei propri animali anche quando si trova in condizioni di difficoltà. Vorrei ricordare a questo punto il nostro numero di telefono, che è il 342 74 55 005. Con un messaggio potete rivolgere delle domande alla dottoressa Ferrari della LAV o al dottor Privitera, che abbiamo detto è il direttore dell'unità operativa di igiene urbana e veterinaria dell'ASP di Catania. Solo messaggi, non telefonate, perché ho già visto che qualcuno ha cercato di mettersi in contatto con noi telefonando. Invece con un messaggino potete rivolgere delle domande. Parlavamo di cani che a volte si muovono in branco e possono diventare pericolosi per i cittadini, si possono incontrare proprio in città, in alcune strade. Ecco, come si può arginare questo fenomeno? Cosa è più opportuno fare? Ma sicuramente occorre un attento monitoraggio di questo tipo di situazioni, occorre intervenire con la sterilizzazione degli animali vaganti sul territorio in modo da mantenere un equilibrio rispetto al numero di esemplari, ma anche poi un monitoraggio sanitario per evitare che le situazioni degenerino, e da questo punto di vista, come dicevo prima, innescare un circolo virtuoso di collaborazione tra volontari attivi sul territorio e enti preposti come ad esempio i veterinari dell'ASP è sicuramente una ricetta vincente per far sì che non ci siano situazioni che poi degenerino e, come spesso accade, la soluzione diventi quella di accalappiare i cani che spesso poi finiscono nei box di un canile e ci passano tutta la vita, con un costo innanzitutto per l'animale che conduce una vita poco dignitosa, e anche per il comune che poi ovviamente ha il costo di quegli animali da sostenere. E sappiamo quanto le casse dei vari comuni siano spesso a secco e che abbiano tante difficoltà a gestire appunto queste situazioni. Dottor Privitera, se si nota un branco degli animali randaggi, ecco, qual è l'interlocutore iniziale? Cioè il cittadino a chi deve rivolgersi per prima cosa? All'ASP o al comune? Il cittadino deve rivolgersi subito al comune, perché per la legge regionale siciliana il primo attore che deve occuparsi del recupero e dell'eventuale detenzione degli animali randaggi è l'amministrazione comunale. Bisogna dire che tra l'altro la nuova legge prevede che l'animale, subito dopo che è stato recuperato, venga sterilizzato nel più breve tempo possibile e poi venga reimmesso sul territorio. Il rischio che si possano formare dei branchi nel momento in cui vengono rimessi questi cani sul territorio è abbastanza pressante, perché non è detto che la sterilizzazione possa limitare completamente l'aggressività di questo soggetto, perché sappiamo che l'aggressività può essere sia dal punto di vista sessuale, ma possono essere altre le motivazioni alimentari o territoriali che possono stimolare in un branco l'aggressività verso gli altri soggetti. Quindi nel momento in cui si nota subito che vi sono presenti dei cani aggressivi, bisogna subito avvisare il comune, in modo che il comune possa prendere le dovute cautele e le dovute iniziative per poter recuperare questi animali e fare in caso una valutazione di tipo comportamentale. Certo, dottoressa, dicevamo proprio questo, lo ha accennato e lo ha anche spiegato il dottor Privitera, tolto un cane da un branco, poi si possono formare altri branchi. Perché questo fenomeno? Perché bisogna stare attenti a dove poi lo si inserisce nuovamente in città? Sì, diciamo che quando viene reimmesso un animale sul territorio bisogna fare delle valutazioni attente. Un branco è comunque tendenzialmente una famiglia.
quindi ci sono dei ruoli, ci sono delle gerarchie all'interno del gruppo, quindi la scomposizione del gruppo non fatta in maniera attenta può generare dispersione e la formazione di altri branchi. Per questo prima parlavo di equilibrio, è un'attività che deve essere fatta con molta cognizione di causa. La sterilizzazione tout court non necessariamente è la soluzione, a volte paradossalmente per sterilizzare si può creare un problema se non viene fatto e gestito nella maniera corretta. Bene, io direi di andare in pubblicità, ci fermiamo per qualche istante, vi ricordo ancora una volta il numero di telefono, il 342 74 55 005, con un messaggio potete fare una segnalazione o rivolgere una domanda alla dottoressa Alessandra Ferrari, che è la responsabile dell'area animali familiari della LAV, che in questo momento è proprio impegnata come associazione a sterilizzare, a microchippare degli animali di affezione, e abbiamo in collegamento il dottor Michelangelo Privitera, che è il direttore dell'unità operativa complessa di igiene urbana e veterinaria dell'ASP di Catania. Non telefonate, mandate un messaggio. Ci vediamo dopo la pubblicità. Eccoci rientrati in studio, stiamo parlando di cani, gatti randagi, ma anche di cani e gatti che vivono in famiglia, che sono stati adottati o sono stati acquistati, ma adesso andiamo incontro all'estate e molte famiglie purtroppo hanno la cattiva abitudine di lasciare i propri animali sul balcone, nei terrazzini, poi magari vanno al mare, vanno in vacanza, se non addirittura li abbandonano in strada. Ecco, cosa si può fare? Lo chiedo alla dottoressa Ferrari, che come l'AV, l'associazione, ha sempre guardato con grande attenzione al maltrattamento degli animali, perché lasciare un cane per ore e ore sotto il sole in un balcone certamente non è salutare per l'animale, ed diventa poi anche un disturbo per i vicini, perché il cane chiaramente abbaierà per tante ore. In primis bisogna proprio dire che si tratta di un maltrattamento, non è una soluzione quella di mettere il cane sul balcone perché si deve fare il weekend o anche la giornata al mare, in primis perché è un'esclusione del cane dalla vita familiare, e quindi ovviamente ci si domanda: perché convivere con un cane se poi non si vogliono condividere le belle esperienze e i bei momenti? In secondo luogo, rinchiudere un animale in uno spazio limitato, esposto agli agenti atmosferici, in estate al caldo, senza un adeguato riparo, senza la possibilità di fare le proprie deiezioni in un ambiente consono, in completo isolamento sociale, configura proprio una detenzione inadeguata, e quindi stiamo proprio parlando di un vero e proprio reato. Purtroppo ce ne sono moltissime di situazioni di questo tipo, riceviamo tante segnalazioni. Come giustamente diceva lei, in estate ancora di più, perché si pensa che possa essere una soluzione veloce, e non ci si prende l'impegno di capire, se non si può portare il proprio cane con sé, quale può essere una sistemazione alternativa. Ci sono delle pensioni, ci sono degli asili per cani, ci sono anche dei servizi di dog sitting. Le soluzioni ci sono e sono molte, non si può assolutamente pensare che sia relegarlo su un balcone, anche perché si va incontro ad un vero e proprio reato, quindi invitiamo chi assiste a situazioni di questo tipo di segnalarle alle forze dell'ordine. Ecco, le forze dell'ordine intervengono in quel caso? Come si comportano? Cosa devono fare? Sì, dovrebbero intervenire, nel senso che fa parte del loro ruolo, quindi bisogna descrivere bene la situazione, far capire anche il pericolo di vita per l'animale, perché pensiamo alle alte temperature estive, un balcone esposto al sole raggiunge delle temperature molto elevate. Il cane in particolare ha un sistema di termoregolazione che è meno efficace di quello umano, quindi può andare facilmente incontro al colpo di calore. Il colpo di calore è mortale. Ma c'è un limite? Perché magari una famiglia può pensare, sto 8 ore al mare, o 5 ore, 4 ore, una mattinata, ecco, deve esserci il buon senso, o ci sono anche dei limiti di legge?
Allora, diciamo che lì bisogna vedere i regolamenti comunali. Alcuni regolamenti comunali sono molto dettagliati e vanno anche a specificare questo tipo di detenzione in termini quando si può di parlare tempistica. di abbandono di animale. Sì, però tendenzialmente i balconi sono sempre esclusi perché non sono un luogo adatto. Ci sono eventualmente cortili, giardini, sono già situazioni diverse. Il cane deve avere un riparo, una cuccia coibentata, il che vuol dire che lo ripari dal caldo e dal freddo, rialzata dal suolo, acqua a disposizione, non legato a catena, insomma tutta una serie di cose. Sicuramente i balconi sono sempre esclusi dalla possibilità, dai possibili luoghi nei quali lasciare un animale incustodito per più di tot tempo. Certo. Dottor Privitera, cosa possiamo dire di altro? Io devo dire la verità, non ho sentito cosa dice la dottoressa Ferrari perché la sua voce mi arriva a tratti. Stavamo Quindi, parlando del malcostume che alcune famiglie hanno di andare in vacanza e lasciare i propri animali incustoditi, lasciarli per tante ore sui balconi, per esempio. Tipico è quello dei cani che vengono lasciati così. Perfetto, ciò non è possibile perché la legge regionale prevede che debbano essere garantite le condizioni di benessere dell'animale, dove tra condizioni di benessere il cane potrebbe avere a disposizione anche il balcone o un cortile, ma gli deve essere assicurato sempre l'ingresso in casa, gli deve essere assicurata sempre una copertura che lo protegga oltre alla cuccia dalle intemperie, quindi sole o acqua, e dovrebbe essere assicurata la possibilità del contatto con l'uomo sempre costantemente. Devo dire che l'azienda ASP in questo momento è abbastanza attiva su queste problematiche, anche perché è attivo un protocollo d'intesa tra l'azienda ASP, Città Metropolitana di Catania, per la gestione dei nuclei di guardie zoofile, quindi tutti i nuclei di guardie zoofile che sono presenti in provincia di Catania, che sono in questo momento 10 nuclei di guardie zoofile, vengono utilizzate proprio per l'effettuazione di questa tipologia di controllo. Dottor Privitera, ma se si notano degli atteggiamenti non consoni nei confronti di un cane, di un gatto, di famiglia che appunto in maniera così superficiale magari hanno fatto il regalo al ragazzino che lo ha chiesto con insistenza, ecco, a chi bisogna rivolgersi? E allora bisogna rivolgere, come ho detto, sicuramente all'azienda o a qualcuno di questi nuclei di guardie zoofile che poi inviano la comunicazione a noi e noi li autorizziamo a fare il sopralluogo, o direttamente all'ASL e noi demandiamo il sopralluogo a questi nuclei di guardie zoofile, oppure se il nostro personale è disponibile lo facciamo fare direttamente al nostro personale. È normale che se però la persona vede che le condizioni del cane non sono ottimali in quel momento, ovvero sia quella tipologia di comportamento ha determinato una sofferenza nel cane, è il caso di avvisare istantaneamente le forze di polizia per poter intervenire urgentemente in questa attività. Bene, grazie per queste raccomandazioni e anche per questi dettagli. Molte persone però pensano che sia una violenza sterilizzare un cane o un gatto. Ecco, lo chiedo alla LAV che è così sensibile proprio sul tema del maltrattamento agli animali, quindi chi meglio della dottoressa Ferrari può rispondere o può tranquillizzare. Ecco, è così negativo per un cane o un gatto essere sterilizzati? È una cosa contro natura? Allora sì, c'è effettivamente questa credenza abbastanza diffusa, è una delle obiezioni che a volte sentiamo fare alle persone quando non vogliono sterilizzare il proprio animale, dicono che è contro natura. È un'espressione un po' forte, nel senso che sicuramente si va ad intervenire in maniera irreversibile sull'animale attraverso la sterilizzazione, però lo si fa con un obiettivo ben preciso. Innanzitutto ha anche
anche una valenza preventiva rispetto ad alcune patologie, magari questo lo lascio ovviamente dire al dottor Privitera in quanto veterinario, ma dal punto di vista del contronatura io andrei a considerare allora più contronatura una cucciolata che viene buttata nella spazzatura o che muore investita per strada o per malattie. Ecco, tra le due cose questo direi che è sicuramente più impattante. Quindi sicuramente non siamo per la sterilizzazione a tappeto, perché come dicevo prima bisogna fare delle valutazioni sia sugli animali liberi sul territorio sia sugli animali di casa, ma sicuramente la sterilizzazione è il primo modo per andare ad intervenire in maniera concreta come prevenzione del randagismo. Poi si possono sicuramente fare delle valutazioni sui singoli individui, se ci sono magari delle problematiche comportamentali su quell'animale si può sentire un veterinario comportamentalista per capire se per quel soggetto è la cosa ideale o può portargli dei problemi appunto dal punto di vista comportamento. Diversamente, se non ci fossero queste criticità, la sterilizzazione può avere appunto anche dei vantaggi dal punto di vista della salute dell'animale. Dottor Privitera, lei conferma questo? Non è così negativo sterilizzare un cane o un gatto? Io sempre non ho sentito quello che ha detto la dottoressa, sto dicendo, però sicuramente... le domande gliele rivolgo io, quindi... Sì, bisogna averlo... Sì, perfetto, no, deve essere visto su due aspetti dal punto di vista, questa attività deve essere su due aspetti. Una è quella che se dovessimo fare una verifica o dovessimo fare una verifica di tutti gli animali che sono stati recuperati in provincia di Catania negli ultimi anni, almeno il 35% si tratta di cucciolate che non è accompagnate dalla madre. Quindi significa che con buona probabilità si tratta di animali che sono stati nati da cani padronali e che poi sono stati abbandonati a se stessi, nel senso lasciati o all'interno di scatoli davanti alle amministrazioni comunali o davanti all'azienda ASP o davanti ad abitazioni private dove si sa che vivono dei volontari che sono abbastanza attenti a questa attività. Dal punto di vista sanitario bisogna dire che se la sterilizzazione viene effettuata con determinati criteri, determinati periodi di tempo, non comporta nessun rischio né dal punto di vista sanitario, anzi molto spesso potrebbe evitare la insorgenza di altre patologie di tipo tumorale ad altri apparati, e dal punto di vista comportamentale non determina una alterazione comportamentale degli animali. È normale che bisogna fare una valutazione caso per caso degli animali che vengono sterilizzati e sto dicendo è importante poi che l'animale abbia un periodo di degenza post-operatoria in modo che si svolga in modo corretto. Grazie. Alcune persone ci stanno scrivendo, hanno capito che la LAV in questo momento è nel quartiere Librino di Catania, che sta effettuando gratuitamente delle microchippature, quindi siete lì e lo sarete per alcuni giorni. Come ci chiedono qual è l'iter da seguire, cioè possono venire così o si devono prenotare, come si devono comportare le persone che vogliono in questi giorni avvicinarsi a voi? Allora, per quanto riguarda le sterilizzazioni, abbiamo già preso delle prenotazioni che coprono più o meno tutte le giornate in cui saremo a Librino. Per quanto riguarda invece le microchippature dei cani e le visite, possono venire direttamente dove abbiamo allestito il nostro spazio veterinario. Vogliamo dirlo? Sì, è in via Castagnola 4, dal lato della chiesa. In ogni caso la cosa migliore è andare sul nostro sito www.lav.it, ci sono i recapiti della sede di Catania e telefonare in modo da prendere informazioni e magari capire quando è meglio venire. Certo, per evitare di attendere un po' troppo. Dottor Privitera, una signora ci scrive, ma chi ha un reddito molto basso, che tipo di agevolazioni ci sono? Lo Stato dice dovrebbe aiutare le famiglie che non hanno molti soldi e che vogliono microchippare o che vogliono far sterilizzare i loro animali. E allora, innanzitutto il microchip è gratuito, se viene effettuato presso gli ambulatori dell'azienda ASP viene effettuato gratuitamente.
L'unica spesa che viene richiesta è una spesa irrisoria di 2,55 € solamente per la stampa del tesserino di identificazione, per invio del tesserino di identificazione. La prenotazione dell'attività di microchippatura e dell'attività e tutte le altre attività che sono afferenti al nostro servizio può essere fatta attraverso un portale che è stato appositamente creato dai nostri uffici, che è facilmente raggiungibile cercando su Google Anagrafe Canina Catania. Lo rimanda al portale dell'azienda ASP, dell'Anagrafe Canina, e su questo portale è possibile trovare tutta la modulistica che è necessaria per tutte le attività di igiene urbana e anche poter prenotare attraverso un sistema abbastanza semplice sia l'attività di microchippatura che l'attività di passaporti o altre attività, passaggi di proprietà o altri che vengono effettuati dall'azienda ASP. Per le sterilizzazioni devo dire che l'azienda ASP ha messo in campo delle altre risorse aggiuntive, cioè ha utilizzato dei fondi che sono stati dati con i progetti PSN proprio per questo tipo di sterilizzazione. Con rammarico non abbiamo potuto partecipare ed implementare questa attività che sta facendo la VAB in questi giorni, solo perché il nostro protocollo è abbastanza stabilito quello che deve essere, e quindi da noi gli animali che sono di proprietà di persone in disagio economico o disagio sociale, anche in quel tipo di disagio, devono pervenire attraverso una documentazione che viene prodotta dall'amministrazione comunale. Quindi è l'amministrazione comunale che deve fare la valutazione dello stato di disagio. Però noi abbiamo un progetto attivato, facciamo anche noi questo tipo di sterilizzazione perché riteniamo che l'attività di sterilizzazione di questi animali sia una grande leva per poter arginare il problema del randagismo. Quindi basta rivolgersi alle amministrazioni comunali, inviare la documentazione che loro richiedono e poi gli verrà fissata la giornata in cui fare la sterilizzazione. Bene, mi sembra molto chiaro, del resto si tratta di enti pubblici, quindi è chiaro che ci vuole una documentazione, tutto si deve svolgere nella piena trasparenza, è chiaro, mentre le associazioni magari hanno un modo di muoversi un po' più elastico, ma anche voi state attenti chiaramente a chi offrite dei servizi. Assolutamente sì. Quindi, sì, sono tutte situazioni comunque verificate o già conosciute, supportate dai volontari del territorio. Voi magari chiedete altro tipo di documentazione, comunque vi basate su altre associazioni, insomma è chiaro che se si offre un servizio a chi è in uno stato sociale di difficoltà, è bene che i servizi vadano esattamente alle persone che ne possono usufruire, che ne hanno soprattutto diritto e che possano essere aiutate. Bene, io ringrazio tantissimo Alessandra Ferrari, responsabile area animali familiari della LAV, in bocca al lupo per il vostro lavoro, grazie per tutto quello che fate per i nostri amici a quattro zampe. Grazie anche al dottor Michelangelo Privitera, direttore dell'unità operativa complessa di igiene urbana e veterinaria dell'ASP di Catania. Grazie anche a lei per essere intervenuto in questa trasmissione e grazie anche all'ASP per tutto quello che fa per arginare il fenomeno del randagismo in città. E grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.